Per il CUA di Agrigento, ecco, che notizie, che speranze abbiamo? Le speranze sono appunto, ripeto, diciamo, ci sono segnali buoni, i segnali oggettivamente sono positivi, i segnali positivi sono sul fronte della governance, sul fronte dei finanziamenti. Mi auguro che veramente nel giro di pochissimi giorni o settimane si traducano in fatti concreti. Quello che noi vorremmo è che veramente la nuova governance del Consorzio venisse fatta a questo punto ad horas, il più presto possibile, dopodiché alla ripresa, diciamo, dopo il periodo agostano noi ragioneremo sull'ipotesi, diciamo, di nuovi corsi. Entro ottobre sicuramente qualche risposta l'avremo, naturalmente per il 19-20. I dati Svimez danno purtroppo 2 milioni di giovani fuori dal sud, quindi un sud che giorno dopo giorno si impoverisce sempre di più. Quindi lei come rettore di una delle più grandi università di Palermo, chiaramente, come valuta anche questo dato? Cioè, diciamo, manca un ricambio generazionale sia da un punto di vista economico, da un punto di vista lavorativo. Questo è un dato che deve far riflettere anche. Io credo di aver detto in moltissime occasioni, anche alcuni mesi fa in campagna elettorale. Questa è una terra dove bisogna creare le condizioni per lo sviluppo, puntare naturalmente sull'impresa e creare le condizioni per lo sviluppo. Condizioni per lo sviluppo significa trasporti, significa infrastrutture, significa innovazione, significa formazione, significa tutte quante queste cose. Se queste cose ci saranno, ci sarà la possibilità di una ripresa da un punto di vista economico e di una ripresa da un punto di vista del lavoro. Sul fronte della formazione è un discorso completamente diverso, nel senso che sul fronte della formazione purtroppo tante volte i ragazzi sono costretti ad andare fuori perché qui abbiamo dei numeri chiusi, a volte basati sulla programmazione nazionale, che sono troppo stretti. Quando ci sono 3.000 ragazzi siciliani che vanno a studiare, infermieristica fuori, è perché il numero di posti nei corsi di studio di infermieristica in Sicilia è troppo basso. 2.200-2.300 vanno a studiare medicina perché ci sono dei numeri troppo bassi. Questo è un discorso di programmazione spesso a livello nazionale sulla quale bisognerà cercare di intervenire. Poi indubbiamente che si possa cercare di fare di più e meglio anche ad Agrigento, a Trapani, a Caltanissetta, anche nelle sedi decentrate. Noi su Palermo il 90% degli studenti che si iscrivono all'università vengono a studiare da noi. È chiaro che invece bisogna lavorare su queste sedi ed è per questo che l'interesse io lo confermo, come ho detto sempre, con una sicurezza di regole e di finanziamenti.